Ha senso ancora scendere in piazza adesso? Ci mancherebbe altro che ci autolimitiamo pure i diritti di manifestazione. Questa manifestazione dei Novax in Prato della Valle è stata forse la più politica, avvallata infatti dalla presenza del parlamentare Gianluigi Paragone e in collegamento video dalla deputata romena Diana Sosoaca. Sì, mi è un grande piacere di vederti a Padova, anche a Padova. Io amo molto l'Italia. Oltre 300 i partecipanti che le forze dell'ordine hanno indirizzato nell'isola Memmia all'interno della piazza, luogo al quale si accede solo da 4 ponti. Una misura di contenimento dei manifestanti attuata probabilmente dopo i disordini con la polizia di sabato scorso. Altra novità, il movimento Novax di Paragone parteciperà alle prossime elezioni comunali di Padova. Di sicuro ci presenteremo alle amministrative. Ovviamente è un percorso che costruiremo insieme ad altre forze.